Viene trovato così, un corpo senza vita, con un passato tutto da decifrare e senza più un futuro. Siamo in un angolo della stazione degli autobus SVT in Viale Milano a Vicenza. Il cadavere è a terra, vicino a un deposito di pneumatici. Veste solo con pantaloncini e scarpe, avrebbe le mani con diverse scoriazioni, una ferita al naso. Forse è caduto, forse un incidente, ma tutte le ipotesi restano aperte. Sul posto si precipitano gli investigatori della questura che lo identificano. Si tratta di un 35enne di Palmanova del Friuli, già noto alle forze dell'ordine. La vittima, con vari precedenti, era appena stata dimessa dal carcere di Vicenza. L'autostazione è controllata dalle telecamere, l'azienda di trasporti mette a disposizione della polizia le registrazioni degli occhi elettronici. Gli uomini della squadra mobile passano al setaccio le immagini per risalire alla dinamica della morte, ma sarà l'autopsia già predisposta a far luce sulle cause del decesso. In questo momento tutte le ipotesi vengono prese in considerazione dagli inquirenti. Non è possibile stabilire con certezza se il decesso sia stato causato da un'azione violenta di altre persone, ma è verosimile che la morte dell'uomo possa essere ricondotta a un incidente o a cause naturali. Il giallo del corpo ritrovato non è ancora stato risolto.